L'incontro mondiale delle famiglie a Dublino è stata un'esperienza profetica, confortante di tante famiglie impegnate nella via evangelica del matrimonio. All'udienza generale Papa Francesco racconta emozioni e impressioni del suo ultimo viaggio apostolico, una visita il 25 e 26 agosto a Dublino dedicata al nono incontro mondiale delle famiglie e durante la quale a più riprese il pontefice ha anche chiesto perdono per varie forme di abusi compiuti anche da parte di membri della Chiesa. I vescovi irlandesi hanno intrapreso un serio percorso di purificazione e riconciliazione con coloro che hanno sofferto abusi e con l'aiuto delle autorità nazionali hanno stabilito una serie di norme severe per garantire la sicurezza dei giovani. Pensando all'incontro mondiale delle famiglie, la cui prossima edizione avrà luogo nel 2021 a Roma, Papa Francesco ricorda la vocazione di questa Chiesa domestica, segno eloquente della bellezza del sogno di Dio per l'intera famiglia umana. Oggi è moda sulle riviste, sui giornali parlare, questo si è divorziato di questa, quello di quello le separazioni. Ma per favore, questo è una cosa brutta. È vero, io rispetto ognuno, dobbiamo rispettare la gente, ma l'ideale non è il divorzio, l'ideale non è la separazione, non è la distruzione della famiglia, l'ideale è la famiglia unita. Papa Bergoglio parla ancora una volta dell'importanza dei nonni e del valore della comunicazione tra generazioni, abbandonando telefonini e tablet per dare invece priorità al tempo speso insieme. I nonni sono la saggezza, sono la memoria di un popolo, la memoria delle famiglie.